Voglio onestamente, io sto ancora tutto intossicato, cioè mi sono addormentato intossicato, mi sono svegliato ancora intossicato, si rincorrono una serie di cose, insomma, il discorso dello sblocco di cui mi avete parlato in live, ci sono le novità, poi si sono aggiunte altre cose, le parole di Giuffri non potevano mancare, ci sarebbe da fare l'analisi, poi ci propongono insigne, cominciamo. Allora, il programma era di far cucinare un pochino la reaction, ma a quanto pare nessuno se la vuole vedere, giustamente, perché le reaction sono altri i creators che vanno forti sulle reaction, le mie non interessa perché parlo di tattica dentro la reaction, quindi così. Però ci sono delle cose divertenti che adesso vi faccio vedere un attimo. Volevo fare l'analisi, non lo so, forse la faccio approfondita domani o mi scoccio di farla perché l'analisi è presto che è fatta, insomma. Il Napoli aveva fatto tutto bene, doveva continuare a fare tutto bene, aumentando un po' i giri, aumentando un po' la velocità, chiudendo la partita, e invece ci siamo sciolti concedendo poi il pareggio a Copenaghen. Anche dopo il pareggio tu puoi fare di più, tutta una serie di cose che sappiamo. Ho ascoltato le parole di Conte, che mi è sembrato distrutto, avvilito, diverso da quello che fu la reazione contro il Bologna, dove era una reazione piena di rabbia e la voglia di avere poi una reazione, e invece sta avvilitissimo e non mi fa piacere. Non mi fa piacere perché se ci manca poi quella veemenza anche da parte sua diventa complicata. Le cose gravi, non so qual è stato il titolo, non so qual è la copertina, lo decido quando finisco il video, però sicuramente le cose gravi. La prima magari non interessa a tutti, ma è per me grave, personale. FBref, ricordate il sito da dove prendevamo tutti i dati per individuare i calciatori, per analizzarli prima che insomma venissero acquistati, è stato bloccato, nel senso che tra accordi con la FIFA, con Y-Scout, eccetera eccetera, insomma alcuni dati che loro utilizzavano non li possono più usare. Adesso è diventato un sito inutile perché utilizzeranno i dati solo per le agenzie di betting, quindi saranno poi venduti a livello privato. È una cosa di una gravità inaudita che voi non potete avere idea, ma lì stiamo andando verso quella direzione là. Ricordate, Lega della Serie A che ci dà sempre meno dati. Tutti quei dati interessanti diventano appannaggio delle agenzie di scommesse, quindi non per noi, per fare una bella analisi, per fare delle ipotesi pre-partita. No, chi segna, come finisce la partita, così spendo e faccio spendere i ludopatici. È una roba incredibile, quindi questa è la prima cosa grave, lo volevo dire come denuncia perché sono distrutto, cioè dobbiamo trovare altri modi di fare le analisi e vabbè, li troveremo. Dopodiché vorrei glissare sulle parole di Giuffri, che però scantona proprio con la bocca, nel senso che dice cose anche gravi. Se non le avete sentite eviterei anche di ripetervele, perché si vive meglio senza aver sentito quella roba là. Tutti quelli che me la stanno girando sono amareggiati. Io ovviamente me le aspetto, quindi sono più preparato, ma ce le dobbiamo aspettare tutti. E dice una serie di cose che vanno in contraddizione con se stesso, perché non puoi mettere a paragone l'esordio di Arena con la Roma e dare addosso a Conte per Ambrosino e così, perché Arena quando ha fatto 5 minuti, ha segnato subito e mai giocherà più probabilmente. Ambrosino no, ma è stupido anche spiegarlo nel dettaglio, non c'è bisogno. Volevo farvi vedere due cose, una sfiziosa, giusto per avere anche per farci una risata, perché dobbiamo alleggerire, se no diventa veramente pesante la cosa, e poi parliamo del mercato. Cira de strunz, ecco. Questo è quello che io per quelli che hanno visto la reaction, che a un certo punto dico ma Savic arrostà, ho riguardato queste immagini, non si vede, abbiamo pensato che magari l'arancione della divisa funzionava tipo il pallone che spariva, no, non si sarebbe vista almeno la barba, niente. Qua probabilmente ci ha detto il nostro inviato direttamente dallo stadio, Brock, che Savic si era allargato addirittura qua fuori dall'inquadratura per dettare un passaggio, mentre Juan Jesus riesce a trovare il filtrante per Spinazzola, quindi non si deve appoggiare al portiere. Molto fuori, che paura.
Vabbè, quindi questa è la prima cosa divertente. Meno divertente è questa immagine qua, che insomma ha fatto discutere parecchi tifosi. A me mi manda a manicomio anche non a caldo, cioè a caldo mi manda a manicomio, a freddo cerco di pensare, vabbè, quello perché è inutile a quel punto prendersela e alzare i toni, devi mantenere la calma, non devi cadere in provocazione. Però voglio aggiungere anche un'altra cosa, così come lo fa Di Lorenzo, che sembra rincuorare un avversario che è entrato sul ginocchio di Lobotka rischiando di farci finire la stagione, quindi non rincuori per quanto mi riguarda. Si chiede a McTominay di avere lui la fascia, anche McTominay lo rincuora. Non lo so cosa, non si può vedere il labiale, però anche lui gli dà una pacca sulla spalla, lo accompagna senza, non è che lo affronta a muso duro e dice niente. Quindi purtroppo è una questione di chiunque mette piede a Napoli, sarà il clima, sarà il cibo, saranno tutto l'ambiente favorevole a diventare una bravissima persona, proprio il contrario di quello che raccontano in giro nel mondo. Vieni a Napoli e diventi un angelo. Non c'è niente da fare. Le proteste sono state molto molto tranquille con l'arbitro per vedere se poteva uscire il cartellino rosso, tranquillissimi, non ci pigliamo collera con nessuno. E poi per la questione anche malizia che tu devi avere, non devi essere scorretto ma devi avere malizia, ho riguardato questo che è un rigore netto, chiariamolo, rigore netto, non ci stiamo lamentando, ma in questo momento, prima che avvenga il contatto, l'attaccante mette il piede davanti al pallone a protezione e Buongiorno fesso mette il piede verso il pallone. Devi temporeggiare, non devi fare così. Se in questo momento dove avviene il contatto, perché entrambi stanno facendo il movimento verso il piede dell'altro, però ripeto, è rigore perché l'attaccante è in possesso palla, se in questo momento l'attaccante rotola e rotolasse anche Buongiorno, cosa che abbiamo visto fare da tantissimi difensori in giro per il mondo, visto che l'arbitro ha fischiato con leggero ritardo, quindi ci ha pensato un attimo, se ti rotolassi anche tu, chissà, si sarebbe potuto parlare creando una caciara, ma allarga lui, perché quante volte abbiamo parlato di falli di Rigorini perché è lui che allarga, Di Lorenzo, la Dybalata, lo ha fatto Mertens, lo fanno alcuni attaccanti con esperienza, lo fanno spesso e creano quel dubbio e fanno diventare un rigore netto, lo fanno diventare un rigorino. Buongiorno, che evidentemente dentro di sé sa di aver fatto fallo e basta, non riesce questo ragionamento di malizia, dire mi rotolo anche io e dico addirittura che è fallo suo, niente. E qua purtroppo questa è anche una questione un po' di esperienza internazionale, di indole anche, perché ci sono giocatori che lo fanno anche a prescindere da quanti partite in Europa hanno. Quindi questa è un'altra cosa e la togliamo da mezzo. Dopodiché mi dicevate il fatto dello sblocco, la notizia è stata confermata, quindi è una cosa che sembrava non plausibile, perché io ritengo assurdo che se questa possibilità c'è tu lo fai il 21 gennaio, che lo devi fare, l'hai saputo, tardi il 20 dicembre, lo fai per il 29 dicembre, di modo che se lo puoi fare. Però c'erano tutti i se, nel senso che tutte le altre squadre dovevano avallare la possibilità di utilizzare le riserve che ha il Napoli come utili e quindi non considerarci più in passivo, così cambiare questa norma che è cambiata comunque in corso. Quindi quelli che stanno dicendo era del 2024 è comunque una cazzata, perché ti devi adeguare a quando poi sarà l'anno successivo, non è che lo puoi fare a metà. Non significa niente, però a metà si è provato a fare il controsorpasso, ma guarda un po', le squadre, Milan mi pare ha detto di no, Juventus, Inter e Roma si sono astenute in ordine sparso, giustamente le tue competitors che vogliono avere un posto in Europa, che fanno? Ti vengono a risolvere un problema a te? No, quindi hai fatto un'ulteriore mossa che invece di aiutare ti mette in condizione di debolezza, che stai alla mercé, alla pietas delle altre squadre che invece guardano e dici ma noi non è che siamo alleati, non è che abbiamo amicizie ed alleanze tra di noi così, no, sei stato bloccato e bloccato rimani. Il che non ferma i vari esperti di mercato che adesso stanno parlando di Giovane, che è un nome che sicuramente fa più piacere rispetto a un Maldini
E quindi si stanno alternando un po' di nomi, almeno ricordiamo sempre che c'è sempre questa possibilità sullo sfondo, fare uscire un nome, farlo cavalcare agli esperti di mercato e poi prenderne uno un pochino meglio che fa dire al tifoso vabbè, almeno non è Maldini. Per capirci, no? C'è sempre questa possibilità. E lo sappiamo che alcuni esperti di mercato lo fanno consapevolmente o inconsapevolmente, a seconda delle amicizie. Però poi è stata rimbalzata anche la notizia Insigne, si è proposto Insigne, l'hanno proposto Insigne che non gioca a calcio da 3 anni. Perché al di là della stagione che ha finito e poi ha rescisso il contratto con il Toronto, l'aveva fatto per poi mettersi in forma. Si parlava di Lazio insistentemente, la stessa Lazio non l'ha proprio pensato a Insigne e non lo so in che tipo di forma sta. Arriva, si deve mettere al passo con gli allenamenti di Conte e ce lo troviamo pronto per aprile. Un Insigne che è in là con l'età, è positivo se riguardasse insomma la questione delle liste, perché è tuo vivaio, e poi ti guardi intorno e dici ma dal vivaio del Napoli chi è uscito? Insigne, basta. E quindi è un discorso generale assolutamente inaccettabile che il Napoli non abbia altre soluzioni, quando pare che insomma Lang, Galatasaray, quella botta non dovrebbe fermare quella che è la trattativa, potrebbe andare in porto. Per quanto riguarda Lucca, continua a nicchiare, cioè il Pisa, adesso si è parlato anche del Siviglia che potrebbe mettere in mezzo Juanlu, sembra una cosa molto a tarallucci e vino, onestamente, ma i discorsi di mercato non si possono sbloccare adesso. Cioè, l'unica svolta positiva che posso immaginare è che dopo questa mossa del tentare con la Lega, questa assemblea e queste cose, De Laurentiis si apre la giacca, no? Si strappa la camicia, esce la S, dice super De Laurentiis, ci metto i soldi miei, non fa niente che devo pagarci le tasse eccetera eccetera, e quindi eroe cittadino lo portiamo a Piazza Garibaldi, cambiamo la statua, facciamo la sua e quindi è lui che risolve così. Perché ripeto, se lo ha fatto il Pisa, che sicuramente ha una proprietà, il proprietario del Pisa americano c'ha 2 bilioni di dollari di net worth, cose che noi non possiamo proprio immaginare, ma lo hanno fatto loro, lo può fare il Napoli e lo poteva fare il Napoli al di là del blocco. Così ci ha spiegato Bellinazzo. Se Bellinazzo ci ha detto una stupidaggine, farebbe bene il Napoli a prendersela con Bellinazzo e a smentirlo in maniera ufficiale. Qualcuno però dovrebbe chiedere, perché Conte prima dice sono in sintonia con la società, poi dice non so se la società farà mercato. La situazione ad oggi è questa, non abbiamo più giocatori da mettere in campo, e quella situazione che io sto mantenendo insomma riservata, che fa parte delle cose gravi, ovviamente non la posso ancora spifferare se non si fa mercato e fin quando non si chiude il mercato. Credo che sia questo la pazienza che dovete avere con me così per questa cosa, perché poi a catena ti potrebbe portare una serie di problematiche. Però i più attenti credo che abbiano già capito, perché le bricioline a terra ci sono, basta seguirle e si capisce. Comunque, se il Verona vuole 20 milioni per Giovane, a me farebbe piacere tantissimo, perché il ragazzo mi piace, poi si trova tatticamente, non è un problema, si trova il posto. Il problema è che 20 milioni non li puoi cacciare, perché pure se vendi Lang lo dovresti vendere a titolo definitivo adesso. Cioè se lo dovrebbero prendere, pagartelo tutto senza il prestito a meno che, e questa è una regola che dobbiamo capire, che non ci sta, nessuno ci sta spiegando, quello che puoi mettere a bilancio con un obbligo, non diritto, con un obbligo di riscatto, lo potresti mettere già a bilancio per queste operazioni qua. Questi sono tecnicismi che quelli che si occupano di questo dovrebbero spiegarci quando ci parlano di mercato. Romano tiene aperta anche la soluzione Marcos Leonardo, che sta con Simone Inzaghi in Arabia, che da quel poco che ho visto mi piace molto 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 di più di Siri and Siri. Sembra quasi che sai, poco. Allora, quello del telefono, dell'iPhone. Il Karabakh è ancora sul pareggio, e mo figuratevi che qualcuno sta dicendo sul gruppo dobbiamo tifare Juventus perché devono bloccare il Benfica, altrimenti ma
non lo so se ci riusciremo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Domani restate tuned. Domani non vi posso far vedere immagini, video, però sui mini social, sul canale Telegram che trovate in descrizione, sul gruppo Telegram se siete abbonati, e lì possiamo scambiarci delle cose, specialmente quando si tratta di Champions League non mi posso proprio azzardare. Però le cose gravi si rincorrono, me ne sono dimenticata qualcuna? Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.